Sicuramente il ricordo è importante, soprattutto delle vittime, ma anche il ricordo e la gratitudine per tutti coloro che si misero subito in moto per aiutare le persone che avevano avuto questa tragedia, e poi anche ricordare i valori che hanno permesso la ripresa, la ricostruzione. È stata una tragedia, è stato un qualcosa che ha colpito profondamente la comunità regionale, ci sono state tantissime vittime, troppe vittime, però è stato un momento in cui la nostra comunità ha creato poi, ha consolidato quei valori che sono i valori che fondano oggi il Friuli Venezia Giulia. È stata una grande lezione di una classe dirigente che ha saputo guardare lontano, quella classe dirigente che, come raccontano loro, lo racconteranno in uno dei tanti eventi che abbiamo individuato, la mattina baruffavano sull'ordinario e il pomeriggio trovavano tutte le convergenze sullo straordinario, una grande lezione a mio parere anche di grandissima attualità. Sì, è con commozione che oggi inizio questa settimana con questo importante momento, è la commozione dei figli della ricostruzione, è la commozione di un territorio che sa che cosa è stato il sacrificio di chi ha perso la vita. Ricordare quanto il Friuli Venezia Giulia e Friuli in particolare è riuscito a ricostruirsi dopo questo evento, a non abbandonare i propri territori e anzi cogliere questo dramma come possibilità di cambiamento. È stato un evento che ha segnato la storia del Friuli, che però ha portato in regalo anche l'Università di Udine, tra le altre cose, e poi dobbiamo dire la verità che è avvenuto in un periodo in cui l'Italia cresceva a doppia cifra e quindi le risorse che lo Stato è riuscito a mettere sono state ingenti. La risposta è stata talmente veloce che è anche difficile trovare nella giovane età dei ricordi. Mi ricordo ancora di qualche prefabbricato nella mia giovane età, ma la ricostruzione è stata così veloce che effettivamente c'è poca traccia per quelli giovani come me. Il Friuli ha saputo subito risollevarsi da questa situazione, è tutto ripartito con la seconda scossa, dove praticamente questo gruppo di lavoro, che sostanzialmente l'industria ha fatto tanto in questo gruppo di lavoro, ha deciso una linea strategica che è quella di prima di tutto di ripartire dal lavoro, quindi partire dalla ricostruzione delle fabbriche.